Io sono passata 2 giorni fa ed era aperta, quindi non ho idea del perché sia chiusa adesso. Sul Sile continua la sagra dei ponticelli chiusi. Qualche settimana fa i cittadini ci avevano segnalato il passaggio di Villa Pendula, che peraltro ad oggi risulta ancora sbarrato, al quale va ad aggiungersi il ponticello tra gli ex mulini Mandelli e la centrale di Silea. Qui però non si tratta di passerelle in legno, ma di un vero e proprio e soprattutto storico ponte in cemento che da sempre viene utilizzato esclusivamente per cicli e pedoni. Certamente una brutta sorpresa per frequentatori e in particolare per i turisti, confusi da chiusure e mancati cartelli di deviazione. Noi vogliamo giro così, ma non possibile. Certamente non una bella immagine per un territorio che ora più che mai punta al turismo con le colline del Prosecco, ma anche un vero e proprio disservizio per i residenti e in particolare per i disabili. Adesso non lo so se facciamo percorso. No, subito che torno Deve indietro. andare a fare tutto il giro per le buche, signore. Indicazioni che invece dovrebbero essere chiare per i cittadini che magari accetterebbero meglio la chiusura misteriosa. È un po' vecchiotto perché è del 54, quindi un po' di manutenzione ci vorrà. Insomma un bel problema, intanto un altro pezzo di Restera è chiuso e la gente non sa dove andare. Chi viene bisogneria preveda cosa che c'è, ma io so quanto che chi prevede.